Terza corsa per cavalli di 4 anni, sono 9 dietro l'Autostart, Click Starlight, Cooper del Sile, Country Matley, Chanel dei Colli, Claire di Jesi e Cantera in prima fila, Cazzaniga Light, Quadrado Wise L, Calibano Ferm in seconda. Pronostico orientato su Click Starlight, numero 1, Jonathan Benfenati. Macchina che stacca in questo momento e c'è lotta per il comando, poi Country Matley fa valere la posizione interna agli avversari più lanciati e si sistema in corda davanti a Chanel dei Colli, che cerca di rimanere in seconda posizione. All'esterno invece c'è la progressione di Cantera. Cantera insiste, attacca e si avvantaggia per passare in 400 metri esatti. 29,8. Avanza a questo punto Click Starlight e si trascina Cooper del Sile e Calibano Ferm. Intanto più pariglie dopo 600 metri di gara in 45,9. Natura che si mantiene discreta nonostante il 16,1 in curva. Cantera leader all'esterno, ora Click Starlight la costringe ad accelerare. Lungo la corda rimane Country Matley con all'esterno Cooper del Sile. Intanto 1 minuto e 8 decimi il passaggio agli 800 con un 14,9 davanti alle tribune. Insiste Click Starlight, impegna Cantera e a traguardo lontano si avvantaggia già al chilometro in 1,15,8, passa in vantaggio. Calibano Ferm squalificato. Mentre viene squalificato Calibano Ferm, avanza anche Cooper del Sile che a sua volta ha sopravanzato Cantera in crisi. Cavalli a 450 dall'arrivo. Con leader Click Starlight, sulle sue tracce c'è Cooper del Sile, più indietro Country Matley che scende in terza posizione, poi Chanel dei Colli, siamo a metà della curva finale. Con in vantaggio Click Starlight, insiste Cooper del Sile che si profila al suo esterno all'ingresso in retta d'arrivo. Il duello fra i due per la vittoria con Click Starlight che cerca di ripartire, non si dà per vinto Cooper del Sile che insiste, battute finali e sul palo i due vicinissimi, forse qualcosa ancora per Click Starlight ma davvero molto molto vicini i due, con più indietro Chanel dei Colli al terzo, 1,15,1 con 30 a chiudere. Da rivedere questo arrivo molto serrato fra Click Starlight e Cooper del Sile. L'impressione che Click Starlight salvi qualcosina, ma andiamo a vedere ora. Sì, qualcosa salva ancora Click Starlight e vince su Cooper del Sile, mentre al terzo posto finisce Chanel dei Colli. La vittoria dunque per il favorito Click Starlight, Jonathan Benfenati al salchi e al training per conto della scuderia Edera Verde.